Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti voi, grazie. Un saluto anche a chi ci segue da lontano attraverso lo streaming realizzato in collaborazione con Connesi. Siamo all'inizio dell'ultimo dei weekend di audizioni di Musicultura 2016. Ascolteremo stasera altre 5 proposte. Sarà con noi anche un ospite a cui guardiamo con molta simpatia e anche affetto, direi, che ha preparato o sta preparando, perché deciderà all'ultimo anche cosa fare, come fanno i veri artisti che sanno instaurare un dialogo col pubblico, che è Paolo Iannacci, che più tardi sarà sul palco con noi. Vi ricordo che nel foyer sono disponibili i CD degli artisti che vedremo stasera sfilare sul palco e che se volete potete acquistarli. Come potete similmente ritrovare nel foyer i biglietti o potete prenotarvi per la serata del 9 aprile al Teatro Persiani di Recanati, dove vedremo in concerto i 16 finalisti di Musicultura 2016 che usciranno da queste audizioni, e ho anche il piacere di ufficializzare stasera che con noi quella serata sarà amichevolmente presente Luca Barbarossa. Allora, cominciamo. L'ultimo mio compito prima dell'inizio è il piacere anche di presentare chi siede con me al tavolo qua d'ascolto. Dall'estrema sinistra Marcello Lamatina, docente presso l'Ateneo di Macerata di Filosofia del Linguaggio. Stefano Bonagura, critico e giornalista musicale. Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura. Marco Maestri, compositore. E Roberto Giambò, docente di matematica presso l'Università di Camerino. Io sono Ezio Nannipieri, vicepresidente di Musicultura, e saluto e ringrazio da un lato gli studenti che fanno parte della redazione di Shusha, che stanno lavorando fuori anche da questa sala nel backstage e che raccontano i protagonisti di queste audizioni, e quindi chiedo un applauso per loro e un saluto particolare ad Aurora. E ringrazio anche gli studenti che fanno parte delle giurie studentesche dei 2 atenei, che hanno il compito di scegliere uno dei 16 finalisti. Grazie. La prima proposta di stasera è quella di Giulia Catuogno. In bocca al lupo. Buonasera a tutti, io sono Giulia Catuogno, vengo da Palermo e sono felicissima di aprire questa serata, sono felicissima di essere qua, di avere questa opportunità. Questa prima canzone è una canzone a cui sono molto legata perché parla del fatto che ho cominciato a scrivere canzoni, della scelta di farlo, e parla del fatto che è colpa di tantissimi autori se ho cominciato a scrivere canzoni, ma in particolare di uno, tutta colpa di Vecchioni. Non voglio soldi né gloria, non voglio fatta la corte. Scrivo canzoni e per questo mi basta un pianoforte. Potevo fare l'avvocato, c'era un posto già pronto per me. Ma di Vecchioni ecco la colpa di chi è. Perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Sono di quelli che hanno fatto sacrifici ma sono felici.
Sono di quelli che hanno scelto di scegliersi la vita. Io sono io, chiamami pure fallita. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni. Non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni. Ma io vi giuro, è solo colpa di vecchioni. Credete a me, è tutta colpa di vecchioni. Si dice di arte non si campa, ma di certo si scampa la morte. Per ogni sogno massacrato sei crepato 1000 volte. Non voglio soldi né gloria, non voglio tutte le carte. Voglio soltanto poter dire, io l'ho fatta la mia parte, perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Sono di quelli che hanno fatto sacrifici, ma sono felici, felici. Sono di quelli che hanno scelto di scegliersi il destino. Prendete il pane, a me lasciate il vino. Non si dovrebbe perdere il tempo a scrivere canzoni. Ah, non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni. Ma io vi giuro, è solo colpa di vecchioni. Credete a me, è tutta colpa di vecchioni. Perché non si hanno molti tentativi per essere vivi. Perché a 20 anni non ti puoi negare il lusso di sbagliare. A 20 anni si è cretini, non sai quanta. Ma pure questo è un diritto sacrosanto. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni. Non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni. Non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni. Ma io vi giuro, è solo colpa di vecchioni. Io vi assicuro che la colpa è di vecchioni. Credete a me, è tutta colpa di vecchioni. Grazie. 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 La seconda canzone è una canzone un po', è quella che io chiamo una canzonetta d'amore e di guerra. Per suonarla voglio chiamare qui il mio chitarrista, Vittorio Di Matteo. Ciao Vittorio. È una canzonetta d'amore e di guerra perché io penso che se un uomo dice di essere capace di farti l'amore, allora deve essere capace anche di farti la guerra. Maledetto. È difficile essere donna, specialmente a quest'età, farsi largo tra le grinfie di una strana ambiguità, distinguere amore e sesso, il sesso dalla dignità, bella fatica essere donna a quest'età, e all'improvviso arriva un uomo come te, con quegli occhi da bandito e quella faccia da rea, che tu sia maledetto dal giorno in cui mi hai presa dalla vita e mi hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, mica essere gentili, mica farsi compagnia. La cosa più saggia che tu possa fare a 20 anni è bombardarti di follia. È difficile averti addosso, è ingombrante l'idea di te, una canzone che conosco ma non ricordo di chi è.
e la sento dentro la gola e la grito senza pietà. Questa musica travolgente che mi dà la libertà, adesso che è arrivato un uomo come te, con due occhi da bandito e con le mani di un rea. Che tu sia maledetto dal giorno in cui mi hai presa dalla noia e mi hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, mica essere cortesi, fare visita alla zia. La cosa più giusta che tu possa fare a 20 anni è massacrarti di follia. Dare un uomo come te, con quella faccia tosta che di uguali non ce n'è. Che cosa può mai dare una donna come me a un uomo con la faccia da bastardo e con le mani da... Eppure il cuore batte forte e mi vuole dire che la cosa migliore che io possa fare è regalarlo a te, ma che tu sia maledetta dal giorno in cui hai preso la mia vita e l'hai portata su quel letto, e che tu sia dannato da quando hai detto che l'amore non è altro che restare senza fiato, mica essere carini, farci un selfie con la zia. La cosa più bella che tu possa fare è essere mia. Grazie. Grazie mille. La terza e ultima canzone di questa sera è una canzone a cui sono molto legata, è scritta insomma relativamente da poco e parla della vita, la vita vera, perché quello che io dico sempre è che la vita non si pensa, la si vive. È una canzone dedicata a chi si lascia travolgere dal dolore fino a dimenticarsi della vita, chi si dimentica di se stesso e si dimentica che l'unica cosa che ha è la vita, a chi si lascia travolgere dalla sofferenza e si dimentica che il tempo non ti viene a chiedere il permesso di andare via. Io dico: vivi, c'hai la vita, deficiente. Ricordati che dietro la tenda c'è una giornata che non è bella, è stupenda. Ma guardati, hai gambe per scappare, cadere, farti male, alzarti per ricominciare. E smettila di piangere, la vita non aspetta che si asciuga la maglietta. Ah, se avessi amato, ah, se avessi avuto, ah, se avessi dato e ricevuto, ah, se avessi detto invece di star muto, sogni bastardi e tempo cornuto.
ansiosa del tramonto. La sofferenza non ti fa lo sconto, l'amore non è eterno per fortuna, nessuno ti regalerà la luna. C'è un modo sì per essere felici, ma costa 7000 cicatrici. Lo sai che proprio mentre sto cantando c'è un uomo in mare che sta morendo assieme ad altri 1000 grandi eroi, e per la stessa libertà che tu non vuoi. Ah, se avessi amato, ah, se avessi avuto, ah, se avessi dato e ricevuto, ah, se fossi andato, ah, risparmia il fiato che non serve a niente, vivi, c'hai la vita. Deficiente. Grazie. Grazie mille, è stato un onore essere qua e sono molto molto emozionata. Grazie, buona serata. Eccoci qua. Oddio, come cambia tutto. Grazie. Buonasera Giulia. Buonasera. Ciao, sono qua. Ascolta, io leggevo qui nella tua breve biografia Sì. che stai lavorando ad un nuovo progetto musicale. No, in Vorresti realtà, parlarci un po' di questo progettino? sì, io ho appena pubblicato un EP piano e voce acustico, autoprodotto, si chiama Piano Piano per 2 motivi. Il primo è perché è tutto suonato al pianoforte, con 2 collaborazioni, diciamo 2 feat, uno alla fisarmonica e uno con Vittorio, e poi perché Piano Piano esprime quello che io penso riguardo alla musica, che la musica come la vita si fa piano piano, cioè a piccoli passi, quindi la scelta di fare un EP autoprodotto, dove le canzoni sono protagoniste, dove appunto la musica, gli arrangiamenti sono molto scarni perché voglio che le parole siano, insomma, le protagoniste di quello che presento in questo lavoro. Appunto, piano piano penso che sia il modo giusto per emergere e per cominciare a farsi conoscere, specialmente nella musica d'autore. Sei stata chiarissima, grazie. Grazie. Non so se ci sono altre domande. Ciao Giulia, Oddio, dove? eccomi qui. Ok. Ho letto dalla tua biografia che all'attività di cantautrice associ anche quella di attrice e secondo me appunto il mondo del teatro e il mondo della musica sono 2 mondi diversi, però sono 2 mondi a mio parere comunicanti e perciò ti volevo chiedere in che modo pensi che il teatro abbia influenzato la tua attività musicale, diciamo, da musicista? Diciamo che adesso io non so bene cosa hanno scritto nella biografia, però io non sono un'attrice professionista. Diciamo che ho seguito, diciamo, teatro, seguo teatro, però insomma non sono proprio un'attrice, però sicuramente il teatro contribuisce molto nel modo in cui io scrivo, ma soprattutto nel modo in cui interpreto le mie canzoni. Io credo che una canzone possa cambiarti la vita. Cioè nel momento in cui tu canti una canzone tu stai lanciando qualcosa, non stai intrattenendo. Quindi nel momento in cui io ti dico vivi c'è la vita deficiente, non è perché mi voglio sentire figa a dirti che vivi c'è la vita, ma perché io voglio che tu abbia qualcosa in più dopo aver ascoltato la mia canzone. Per questo quando io interpreto la mia musica cerco di guardarti negli occhi, perché voglio veramente dare qualcosa di me a te. Quindi il teatro in questo mi ha veramente cambiata, e poi soprattutto il teatro canzone. Io sono cresciuta con Giorgio Gaber, sono cresciuta con quella Iannacci, ora senza voler insomma a lisciare, come dice a Palermo, nessuno, però appunto sono cresciuta anche con quello, quindi il teatro è molto importante per me, sì. Mi sembra che le domande siano Ok. esaurite, ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. Avrei voluto far notare a Giulia che Roberto Vecchioni è uno dei
membri del Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, è uno dei membri che da più tempo ne fanno parte, e quindi sapere se il titolo della canzone che ha presentato, Tutta colpa di Vecchioni, cioè se era consapevole del rischio che corre poi in fase di giudizio, insomma, nel caso che entri tra i finalisti. Comunque, detto questo, passiamo alla seconda delle proposte di stasera. E a nome di Musicultura diamo il benvenuto a Flavio Secchi. Buonasera. Sono belli gli aeroporti con la mia chitarra in spalla. Sono belle le ragazze in mezzo al pubblico che balla. Sono belle le mie firme sopra i dischi per i fan. Sono belli pure i soldi quando a volte me li danno. Ma una cosa è troppo bella, la migliore sai qual è? Che tutto questo passa in fretta, ma tu resti a fianco a me. Concerti che ti fanno sentire a casa. Sono belli pure quelli che fai centro in ogni cosa. Sono belle le chitarre belle che ti chiamano le idee. Sono belle le canzoni in rima che prima erano fatti miei. Ma una cosa è troppo bella, più di tutte sai qual è? Che tutto questo è di passaggio, ma tu sei sempre a fianco a me. Sei sempre a fianco a me. E a volte litighiamo e poi ci perdoniamo, e poi piangiamo, poi ridiamo e poi scopiamo, e poi magari ci sposiamo, e poi ti dico che ti amo. Ti dico che ti amo. Sono belli quei momenti in cui non mi piaccio più. Sono belli cieli grigi dentro quando fuori il cielo è blu. Belle quelle volte che il mio posto non è qui. Sono
sono belli quei difetti che ci fanno fragili. È perché c'è una cosa bella in ogni cosa e sai qual è? E che anche quando non mi piaccio, per fortuna piaccio a te. E per fortuna piaccio a te. E a volte litighiamo e poi ci perdoniamo. E poi piangiamo, poi ridiamo e poi scoppiamo. E poi magari ci sposiamo. Poi ti dico che ti amo, e poi ti dico che ti amo. Grazie. Questa canzone si chiamava La cosa più bella, è una canzone che ho scritto per la mia fidanzata, Catherine. E adesso una canzone che canterò è una canzone che si intitola Willy, che l'ho scritta in memoria di un amico che non c'è più. Se posso avere un po' di voce in spia, grazie. Non credo che dipenda dalle nuvole o da come va con lei. Se quando guardo il cielo penso se ci fossi cosa ti direi. È tutto un po' diverso adesso, forse son diverso solo io. E che mi sembra sempre più difficile ogni cosa, amico mio. Ci son 100 alternative, 100 grandi amici, 100 grandi idee, ma neanche una sembro io. Ci son pillole per non pensare, pillole per far l'amore e 1000 modi per chiamare Dio, ma nessuno che mi sappia dire come si fa a rimanere in piedi in equilibrio sopra la felicità. Ai, 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 sia più uno sbaglio se lo rifarei. Ma quando seguo ciò che ho dentro so a non farlo cosa perderei. La gente dice che non sei coerente quando cambi sempre idea. Facile scambiare la realtà con le bugie che il cuore crea. Metti, senti fuori posto, fuori tempo, fuori guardi la tua vita come guardi la TV. Poi ti cerchi nello
un po' più saggio, un po' più incerto, un po' più tu. Ma nessuno che mi sappia dire, amico mio, come si fa a rimanere in piedi, in equilibrio, sopra la felicità. Lai, lai, lai. Guardi la TV, poi ti cerchi nello specchio e ti sorridi un po' più stanco, un po' più saggio, un po' più incerto, un po' più tu. Ma nessuno che mi sappia dire, amico mio, come si fa a rimanere in piedi, in equilibrio, sopra la felicità. Ai, 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 Grazie. Grazie. Allora, questo pezzo invece si intitola Non mi va e ci tengo molto a ringraziare la mia band di musicisti che stanno suonando con me stasera. Fabrizio Foggia alle tastiere, Alessandro Sanna al basso, Salvo Menella alla batteria, Massimo Satta alla chitarra. Grazie mille. Un minuto e ci ripenso già. C'è sempre qualche cosa a cui non penso e non pensavo a questa qua. Pensavo che baciarti fosse stata solo l'ultima follia e invece corro in macchina pensando che vorrei che fossi mia. Far finta di niente, ma non funzionerà, non funzionerà. Mi dico che sono scherzi della mente, se mi sembra che sei qua. Intanto vado in giro e dove vado non lo so nemmeno io. Ma ovunque vado tutto mi ricorda che non voglio dirti addio. Che è una malattia, non riesco proprio a togliermi di dosso questa astuta gelosia.
non serve a niente dire che è lo stesso, se ci sei oppure no. Quando incontrarti dice quello che vorrei e quello che non ho. Non posso farci niente ma non mi va, no no, di pensarti con un altro, di tenere gli occhi chiusi su un altro, no, no, non mi va, no no, di far finta che non sia importante e questa volta non mi arrenderò, no, questa volta non ti perderò, no, questa volta no. No, non mi va, no, no, di pensarti con un altro, di tenere gli occhi chiusi su un altro, no, no, non mi va, no, no, di far finta che non sia importante e questa volta non mi arrenderò, no, questa volta non ti perderò, no, questa volta no. Grazie. Aspetto che Flavio, ciao Flavio. Volevo farti una domanda perché Sì. nella prima canzone hai esordito con la frase sono belli gli aeroporti con la mia chitarra in spalla. Sì. E questa affermazione sembra legarsi perfettamente con il tuo viaggio a Siviglia e quello che hai fatto a Siviglia. Sì. E infatti volevo chiederti cosa ti ha lasciato quell'esperienza anche a livello musicale. Dunque, innanzitutto la mia esperienza a Siviglia, che è durata 2 anni, io sono partito a Siviglia quando ho finito il conservatorio a Cagliari, studiavo jazz, sono partito a studiare flamenco sul mio strumento, sulla chitarra. E la prima cosa che mi ha lasciato è sicuramente un rapporto diverso col mio strumento, una cosa più intima. Ho capito meglio cosa potevo chiedere alla chitarra perché lo strumento è nato lì e in qualche modo si respira un altro tipo di rapporto. La stessa musica flamenca ha un'armonia, quindi delle strutture musicali che sono fondate e prendono le mosse dalla chitarra stessa, anziché il contrario come capita qui. E devo dire questo, che musicalmente mi ha dato un po' di, come posso dire, un po' di orgoglio, mi ha restituito un po' di orgoglio per la mia tradizione, perché loro sono orgogliosissimi di questo, mentre mi è capitato spesso di essere un po' figlio, per così dire, dell'America, qui studiando jazz, diciamo, di far sempre riferimento alle tradizioni di altri paesi. Invece mi sono un po' vergognato di non essere così forse cultore della nostra musica, quindi una cosa che ho sviluppato lì. Tra l'altro una cosa che mi porto dietro, che da un punto di vista umano, è che è stata l'esperienza con i gitani. Io ho fatto amicizia con un gitano che si chiama José Suárez Peña, con cui insomma ho passato tanto tempo con lui e la sua famiglia, sfatando molti miti sui gitani. Alcune cose che pensavo fossero vere non lo erano e altre invece lo erano. Quindi questo credo. Flavio, sono qui al centro, buonasera. Sì, buonasera. Hai già parlato un pochino della tua formazione, però per le persone che sono qui nella sala e che non hanno a disposizione come noi abbiamo la tua biografia, vieni da studi jazz e Sì. hai parlato di questa esperienza in Spagna e ti ascoltiamo in un repertorio che è comunque quello della canzone pop. Di tutto quello di cui
hai parlato in termini formativi, esperienze fatte, si sente prima di tutto una struttura nelle tue canzoni molto ferma, molto consistente, sta bella lì, solida, e ti assiste in questo senso, perché una canzone costruita bene formalmente indubbiamente è di grande aiuto. Sei accompagnato da bravi musicisti e quindi questo è il lavoro che fai, però hai queste esperienze alle spalle. Il jazz è un'esperienza molto forte, grande formazione. La musica spagnola, il flamenco, altrettanto, sono grandissime tradizioni. Hai parlato della tua di tradizione, cioè della nostra di fatto. Certo. E, nel lavoro che stai facendo adesso, stai cercando di portare avanti questa, la nostra, di tradizione, o come condensi tutto quello che sai dentro quello che fai? Ma dunque, io da un punto di vista cantautorale non ragiono tanto su che pezzi scriverò, su che genere mi muoverò. Scrivo le cose che mi succedono partendo quasi sempre dal testo e poi cerco di trovare a questo avvenimento che io descrivo o a questa persona che descrivo un suono che gli somigli. Quindi in questo senso magari sicuramente il mio background mi aiuta perché siamo un po' quello che mangiamo. Io quello che ho studiato nella vita, quello che ho suonato, inconsapevolmente, non tanto razionalmente me lo porto dietro. Per cui credo che, ecco, mi piace pensare, mi piace, me lo dico così per rincuorarmi, mi piace pensare di somigliare ai cantautori che per me sono stati maestri, che ho sognato, quindi sicuramente non cerco neanche di celarlo. Per esempio io sono cresciuto ascoltando i dischi di mio padre, i dischi che avevo a casa, quindi ho ascoltato tanto Dalla, ho ascoltato De André, ho ascoltato De Gregori, diciamo, in qualche modo sicuramente nello scrivere canzoni mi ha influenzato questa cosa qua. Poi devo dire una cosa, che io sono legato al metro, alla rima, perché questa cosa io a dire la verità, sono arrivato alle canzoni un po' di recente, da 5-6 anni, perché ho sempre suonato la chitarra e scritto poesie senza musicarle. E a un certo punto ho deciso di provare a unire le due cose. È una cosa che poi mi è piaciuta molto perché insomma mi permette di esprimermi ancora meglio, mi permette di arrivare ancora meglio, forse di dire meglio quello che vorrei dire. Per me la poesia, anche se c'è tanta ottima poesia contemporanea non in rima, per me la poesia è in rima. Io non riesco a scrivere poesie fuori dal verso, per cui mi viene un po' naturale. Questo inevitabilmente ti assimila ai cantautori che hanno scritto in versi. Il primo che mi viene ovviamente è De André, ma ce ne sono tanti eccellenti. Domande? Ciao, senti, ciao, sono qua. Senti, siccome ti rivediamo qui dopo qualche giorno, insomma, Sì. Visto che ti sei presentato sotto un'altra forma, insomma, come parte di un progetto solido come quello di Sikitikis, no? Settimana scorsa. Volevo sapere se i pezzi che hai presentato stasera sono rispetto all'inizio della tua collaborazione, della tua entrata nel progetto Sikitikis, che ho letto essere recente. Volevo sapere se i pezzi che hai presentato stasera sono invece diciamo precedenti a questo ingresso, e se in qualche modo pensi che questo progetto così solido del quale fai parte adesso possa influenzarti in qualche maniera nello scrivere musica. Ma dunque, dei pezzi che ho fatto stasera, il primo, La cosa più bella, è molto recente. Mentre gli altri due pezzi sono scritti prima che io iniziassi a collaborare con i Sikitikis come chitarrista. Diciamo che è un lavoro che faccio con loro molto stimolante, molto appagante da un punto di vista artistico e anche umano, perché poi siamo amici. Però non ha delle attinenze con quello che faccio come cantautore. Stilisticamente siamo molto lontani. A me aiuta questa mia forse caratteristica di aver un po' militato in vari generi e di aver avuto piacere di conoscere la chitarra un po' in tutto quello che
poteva offrirmi, per cui venendo a contatto con la loro musica mi ha molto stimolato, trovo molto bella la scrittura di Alessandro, gli arrangiamenti, insomma, quindi è stata una cosa stimolante, una cosa, credo di aver portato un po' una mia visione musicale all'interno di quel suono, una cosa che continuo a fare con enorme piacere, ma diciamo non trovo attinenze particolari tra il mio percorso cantautorale e il percorso coi Siki, benché siano sempre cose mie, cose che mi riguardano. Sei stato molto chiaro, grazie. Grazie Flavio, ti ringraziamo. Ciao. Grazie. L'in bocca al lupo va adesso a Giulia Olivari. Fate pure tutte le prove del caso prima di cominciare, non c'è fretta, eh? Buonasera. Nel frattempo io mi presento, sono Giulia e vengo da Bologna. Lui è Pietro Posani che mi accompagna. E questa sera iniziamo con un brano che si chiama L'incontro ed è un brano che ho scritto per tutti quei momenti in cui incontriamo delle persone che ancora non conosciamo, ma che in un qualche modo riconosciamo subito e che ci sembra quindi di aver già incontrato. Quindi quelle persone che identifichiamo un po' come anime gemelle. E se ci siamo? Non ci siamo ancora? Ok. Ci sei? Non ci siamo già conosciuti noi, forse dentro un cinema, forse venerdì, forse dentro un film, perché ti conosco già. Non ci siamo già conosciuti noi, luci dentro un Luna Park. È finito il film, ora siamo noi due il film, siamo noi gli eroi. Mi ricordi me, la mia identità, mi ricordi la mia vita, qualche vita fa. Non ci siamo già conosciuti noi, forse dietro a un'isola, gli occhi chiusi, riconoscimi, tuffo nell'eternità. Non ci siamo già conosciuti noi, su una spiaggia libera. Attraversami, vattene o stai qui, scegli l'onda. Mi ricordi me,
Grazie. Adesso andiamo avanti con un altro incontro, un incontro più difficoltoso però. Un incontro a lume di candela, a una cena piena di attese e di desideri, in cui gli ingredienti danno il titolo alla canzone, riso e sangria. Prendimi in giro, prendimi per mano per tutto quello che non sono, senza far niente di buono. Cucina tu per me e nega nel bicchiere la mia fantasia, per qualche sorso di sangria ti cedo impegno la mia finta perfezione, e c'è da questa canzone. Scordati i miei difetti, i miei oggetti, la mia scorzatura, io non sbaglio mai. Facciamo a meno di capire, di mangiare, fammi ridere se puoi. Tu fammi esplodere i bottoni mentre il riso ormai appartiene alla padella. Fammi sentire bella come Pierrot, ma che fatica le ore quando non passano, quando separano la mia e la tua confusione. Ma che fatica le ore quando non bastano, quando si infrangono dietro una porta che si chiude. Trovami, caccia il tesoro nei miei occhi e non rimproverarli, non tu. Sopra il colletto c'è una traccia di rossetto, l'avevo messo per te, non c'è più. Ma che fatica le ore quando non passano, quando separano la mia e la tua confusione. Ma che fatica la li la li la li la li la li la 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 li la li la li la li la li la 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 li la li la li la li la li la 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 li la li la li la li la li la li la 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 la. Ma che fatica le ore quando non bastano, quando si infrangono, quando si infrangono dietro una porta che si chiude. Grazie. Prima dell'ultimo brano vorrei ringraziare ancora Pietro Posani alla chitarra e ringraziare tutto lo staff di Musicultura per tutta l'attenzione e la cura che ci ha dedicato. E proprio a proposito di questo
Quest'ultimo brano, che si intitola Per questa notte, è dedicato a tutte le persone che ci insegnano ad avere cura delle cose, a non darle per scontato. Chi difende il mio risveglio? Chi difende la mia colazione? Chi difende il mio giornale dalla distrazione? Chi difende il pane fresco la mattina, la tovaglia nuova dalle briciole? Chi difende il mio bicchiere? Bevi un sorso d'acqua, ti fa bene. Chi tiene luce accesa questa notte? Ora che il cielo lava via le stelle, da un mondo che ci priva di coperte troppo corte per questa notte. Chi difenderà la cena dagli schermi, dalla televisione al cellulare? Chi difenderà la voglia di parlare, di guardarsi occhi negli occhi? Chi difenderà le braccia di mio padre dalla solitudine? Col suo peso piega il letto verso destra, la tua assenza incudine. Ti tengo luce accesa questa notte, ora che il cielo porta via le stelle, da un mondo che ci priva di coperte. Chi difenderà il tuo anello dalla ruggine, le rose dalla polvere e la tua voce? Ti tengo luce accesa questa notte, ora che il cielo porta via le stelle, da quando non rimbocchi le coperte troppo corte per questa notte, troppo fredde per questa notte. Lai, 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 lai. Grazie. Buonasera Giulia. Buonasera. Ciao. Allora, il suono è molto preciso già così, semplice, con 2 chitarre e la tua voce. Ma tu hai mai pensato ad al di là della chitarra blu che tu descrivi nella tua biografia, sempre accompagnata che è malata adesso, da una quindi chitarra blu? sostituita da... È evidente che sei legata allo strumento e questo suono aereo, un po' new age, con un'altra chitarra trattata, è molto bello e funziona. Ma esiste una declinazione diversa delle 2 canzoni, anche di quelle che abbiamo sentito stasera, con una formazione diversa, che non
penso non sia facilissimo arrangiare, perché cambia proprio completamente il pezzo. Infatti è stata una grande difficoltà il primo esperimento in studio che abbiamo fatto, un anno fa circa, quando abbiamo tentato di dare vita a questo primo EP. Ed effettivamente la base è proprio la chitarra, come giustamente dici tu, cioè l'idea è proprio quella di costruire un mondo attorno a quello che è il mio chitarra e voce. C'è stato un tentativo, credo anche riuscito. Ci stiamo ancora lavorando però, infatti non a caso quell'EP non è ancora stato pubblicato perché avevo forti dubbi proprio sulla scelta dei suoni e tuttora insomma stiamo proprio lavorando a questo con grande attenzione e come dici tu cercando sempre di mantenere comunque questo scheletro fondamentale dal quale comunque non vorremmo mai staccarci, però sì c'è la volontà comunque di sperimentare, di aggiungere suoni. Abbiamo tentato anche di lavorare con lo xilofono, cioè cercare comunque delle sonorità magari anche meno scontate, no? Però sì, ci stiamo lavorando e sicuramente quando andremo in studio per quello che è il primo album, visto che alla fine abbiamo deciso di passare direttamente a questo step, cioè sicuramente ci saranno altri strumenti, certo. Suoni molto dal vivo, Giulia? In realtà la mia esperienza live è più legata al teatro, perché faccio l'attrice in una compagnia di Bologna. Recentemente ho cominciato a proporre i miei brani, quindi insomma sì, l'esperienza live è un po' quella che è, diciamo, in tutta onestà. Però sì, l'idea è quella poi di suonare live sicuramente. Grazie Giulia. Ci sono altre domande? Sì, volevo chiederti una cosa. Sulle note che tu ci hai fatto avere, dici delle tue canzoni che sono nate nel pop e cresciute con il desiderio di diventare belle principesse d'autore. Allora io ti chiedo una sorta di autovalutazione, quindi dove ti collochi all'interno di questo percorso che hai definito in queste note? Quando ho scritto quella piccola nota biografica, in realtà mi riferivo forse proprio più al discorso dell'arrangiamento. Perché comunque è un tasto non dolente, è un tasto interessante da toccare, quindi sicuramente mi riferivo più a quello, no? Che alla scrittura. Diciamo che quando dico che nascono nel pop intendo dire anche che nascono da un approccio pop, un approccio molto istintivo, molto immediato, non troppo ragionato. Adesso, in questa fase in cui mi trovo, credo di essere un pochino in direzione autoconsapevolezza, cioè cominciare ad avere un pochino più la cognizione di quello che scrivo, del perché lo scrivo e di quello che comunica. Non a caso c'è la volontà di portare al pubblico, ai concorsi, comunque di mettersi in gioco e di avere dei feedback per capire quell'immediatezza, quella spontaneità con cui scrivo, se effettivamente poi ha un peso, se ha un'utilità, perché credo sia molto importante nel panorama variegato che abbiamo oggi, insomma, offrire qualcosa di valore, ecco, perché appunto nella quantità è proprio importante cercare la qualità, ecco. Quindi diciamo che sono a metà via tra il punto di partenza, che è quello diciamo più ingenuo, e il punto d'arrivo che vorrei fosse quello di una persona che sa quello che fa, ecco, che si può definire cantautrice con la C maiuscola, ecco. Grazie. 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 Grazie Giulia. Grazie a voi, grazie davvero. Salutiamo anche il primo vagito di bambino che abbiamo sentito nella storia delle audizioni, ci fa molto piacere avere con noi anche i neonati o quasi. E diamo il benvenuto a Evol. Che la pronuncia giusta è Evil, quindi mi scuso. Sì, ecco. Buonasera a tutti, io sono Evol, lei è Valentina Pinto e insieme canteremo il primo pezzo, Amore da storia. Il testo è mio, la musica è di Alessio Nelli.
E tieni a mente che se tu tieni a me, io per te fermerei un carro armato a mano, piazza tieni a man. Se ti perderai nel buio del romanticismo, io sarò l'illuminista che ti farà luce. Voltaire, saremo il compromesso senza compromessi. Uniamoci restando noi stessi, Moro Berlinguer, e resterai ancora quando non saranno i piani, quando non dovresti o non ci speri, come già successo a Eiffel. Sorrideremo all'oppressore che si stuferà di opprimere, ed inizierà a sorridere. Mahatma Gandhi, qui si fa l'amore o si muore, latitanti da una patria che prima di noi non c'era. Garibaldi, ci stancheremo facendo l'amore, però non ci stancheremo mai di farlo. Peace, Love and Marley, dureremo perché siamo forti o soltanto perché è forte quello che proviamo. Charles Evol Darwin. In volo come Peter Pan, fugaci in questa eternità, la bussola puntata a destra per perdermi, ma insieme a te. Non permetterò alla gravità di capovolgere attirando a sé quel tuo sorriso, neanche se lo decidesse Newton. Per ogni problema troverò il teorema giusto, insieme grideremo abbiamo un problema Houston. E buffamente noi vorremmo essere mele su uno stesso ramo per poi maturare insieme. Catherine Mansfield, siamo quello che i poeti non hanno mai scritto, siamo noi la 13ª notte di Shakespeare. Da dove veniamo, che siamo, dove andiamo, non importa, basta che mi ami e che ti amo. Paul Gauguin, la mina della mia matita esplode come dinamite quando incide la tua pelle di grafite al freno Bell. Abbiamo stile pure mentre litighiamo come dei soldati alla battaglia di Givenchy. Siamo l'ideale che non muore se fallisce, grida ancora più forte quando non ha voce. Luther King. In volo come Peter Pan, fugaci in questa eternità, la bussola puntata a destra per perdermi, ma insieme a te. In volo in questa eternità, fugaci come Peter Pan, la bussola puntata a destra, ma insieme a te. Non cambieremo mai, anche a costo di dover cambiare il mondo. Il nostro letto è Itaca alla fine di ogni giorno. Ricordo quando ti ho scoperta su quel letto in fondo. Eri l'America che mi ha sedotto ed io Colombo. Sei il volto dell'origine del mondo che Courbet nascondeva, che Monet dipingeva e che Dupré incideva. Siamo il peccato intrappolato nella mela che non ha mangiato Eva. In volo come Peter Pan, fugaci in questa eternità, la bussola puntata a destra per perdermi, ma insieme a te. In volo in questa eternità, fugaci come Peter Pan, la bussola puntata a destra, ma insieme a te. Non cambieremo mai, anche a costo di dover cambiare il mondo. Il nostro letto è Itaca alla fine di ogni giorno. Ricordo quando ti ho scoperta su quel letto in fondo. Eri l'America che mi ha sedotto ed io Colombo. Sei il volto dell'origine del mondo che Courbet nascondeva, che Monet dipingeva e che Dupré incideva. Siamo il peccato intrappolato nella mela che non ha mangiato Eva. Grazie. Grazie. Allora adesso invito sul palco Alessio Nelli, che è il mio pianista e il mio compositore. Componiamo insieme. Come ho già detto, lui cura le mie melodie e io scrivo i miei testi. Allora, questa invece è 104, tratta forse da una storia vera. Grazie della fiducia. Ehi.
Sapete bene che io mi innamoro in media di 7 tipi al giorno, di cui almeno 5 sono fidanzate. Quindi adesso vi racconto una mia esperienza tipo che descrive circa il 92% delle mie serate. Location, locale, berretto e occhiale, t-shirt black and white con i Levi's e le Nike ed un mare di accessori tra bracciali e le collane, manco avessi appena rapinato Accessorize. Dopo il quarto room mi parte l'innamoramento facile ed inizio a blaterare sulle mie ville a Los Angeles, e mentre questa tipa inizia un po' a snobbarmi mi travesto da Bob Marley, non mi resta che cantarti. Ogni volta che ti guardo è quasi fosse infarto, col mio cuore sbando, come mentre su un fanto mi dico resta calmo, dai non mi sbilancio, ma da 1 a 100 mi piaci 104. Muovi a tempo la colita signorita, i tuoi sguardi hanno l'effetto di attentati alla mia vita, i tuoi fianchi sono acciaio ed i miei occhi calamita, e mi travolgi come fossi una calamita. Ma ci sei, parla a te, ti inviterei volentieri su da me. Ho casa qui, in questa via. Ma lei ha gesti mi fa cenno di andar via, ma penso che probabilmente voglia fare la preziosa, quindi escogito un bel piano raffinato. Esco fuori dal locale, acquisto rose dal mio amico John, un bangladesciano che parla bresciano. Prendo un bel biglietto, come inserto metto direttamente da Sulmona un buon confetto, con affetto. Il ragazzo col berretto, quello figo accanto al cesso con la riga e mezzo. Farò leva sulla simpatia che mi contraddistingue, giuro che mi piaci quasi 105, mentre immagino un miscuglio di salive tra le nostre lingue. Lei di nuovo mi respinge. Ogni volta che ti guardo è quasi fosse infarto, col mio cuore sbando, come mentre su un fanto mi dico resta calmo, dai non mi sbilancio, ma da 1 a 100 mi piaci 104. Muovi a tempo la colita signorita, i tuoi sguardi hanno l'effetto di attentati alla mia vita, i tuoi fianchi sono acciaio ed i miei occhi calamite, mi travolgi come fossi una calamita. Ma ci sei, parla a te, ti inviterei volentieri su da me. Ho casa qui, in questa via. Ma lei a gesti mi fa cenno di andar via. Ti ho messo gli occhi addosso già da un po' e non li stacco più, e sarà per questo che non vedo più niente che non sia tu. Mi hai stregato alla Belzebù e nel mio cuore sembra che ci sia un orologio col cucù. Se sapessi strimpellare una chitarra ti farei una serenata stile James Blunt. Ma malapena so intonare questa canzoncina scanzonata che ti ho dedicata, e se non sbaglio fa ogni volta che ti guardo è quasi fosse infarto, col mio cuore sbando, come mentre su un fanto mi dico resta calmo, dai non mi sbilancio, ma da 1 a 100 mi piaci 104. Muovi a tempo la colita signorita, i tuoi sguardi hanno l'effetto di attentati alla mia vita, i tuoi fianchi sono acciaio ed i miei occhi calamite, mi travolgi come fossi una la mita. Ma ci sei, parla a te, ti inviterei volentieri su da me. Ma poi c'è lui, ma chi è? Un energumeno che è alto almeno 1 metro più di me. Oh, quello mira sulla faccia e cosa faccio? Mi sa scappo. Ma ti piaccio? Ah, proprio no, eh? Cavolo, vabbè. Comunque se cambiassi idea lascio il mio numero sul tavolo. Grazie. Alessio Nelli. Scusate il trasformismo. Adesso vi faccio ascoltare Mai Banale, che è l'ultima. Non ho mai detto di essere perfetto, ma lo penso spesso, lo ammetto, che ad essere modesto poi alla fine ci rimette. Ed ho scelto di fare della mia passione la mia professione. Aspetto che questo talento mi porti al successo. Se in fondo ci penso so che non c'è verso che passi una notte che non scriva un verso, e non voglio uno scettro, un riconoscimento. Se faccio ciò che faccio è perché credo in ciò che sono, e se io credo in ciò che sono è perché ciò che sono vale. Se ciò che sono vale è perché ciò che è Valentina, e se ciò che è Valentina è perché sono Mai Banale. Tu non te lo aspettavi, eh? Speravi in una rima seria ed attinente, ma tutto c'è un perché. Mi preferisco Mai Banale, che è più intelligente ma più prevedibile di una Marlboro dopo un caffè. Credevate fosse un pezzo serio, uno di quelli in cui dico ehi bro, my nigga yo.
face e di qua fra. Ormai sono mai banale di abitudine, se sfondo che ora vende tanto come ferro, dopo inizierò a fare la ruggine. Questione di attitudine, non c'entra l'altitudine in classifica. Io rime così tanto mai banali che potrei pure non chiuderle. Chi critica mi dice che il mio hip non fa hop, che i miei beat sono pop e i miei hit sono flop. Sì, è come dire che Elvis Presley faceva rock. Evol, Elvis in effetti faceva rock. Ma scusa, non era quello coi rasta? No, quello era Robbie Williams. Ah, quello che faceva Billie Jean is the grande Robbie. E io sono mai banale, lo dimostra il tatuaggio che ho. Ero in nomination per il Nobel ma poi vinse fuoco. Così tanto mai banale che non porto le popcorn al cinema, ma porto il cinema dalle popcorn. Mai banale da idolatrare Dots. Vado in 4 su una Smart 4, in 2 su una 4-4. Così immensamente mai banale che ora chiuderò mettendo a segno sta rima. Gol, benvenuti su un pianeta che è la fiera del banale. La gente copia tutto, perciò tutto è tutto uguale. Frasi, stati e sai quante cazzate meno avremmo se scriverle non fosse gratis. È una specie che non è specie perché fa poco di speciale. Poco di speciale. È una specie che mi fa specie perché non riesce ad essere mai banale. Benvenuti su un pianeta che è la fiera del banale. La gente copia tutto, perciò tutto è tutto uguale. Frasi, stati e sai quante cazzate meno avremmo se scriverle non fosse gratis. È una specie che non è specie perché fa poco di speciale. Poco di speciale. È una specie che mi fa specie perché non riesce ad essere mai banale. Mai banale, vado a volare fino agli Usain Jet. Così ricco e mai banale che uso jet, usa e jet. Faccio i DJ hot, mica DJ set. E se tu fai il samurai io faccio il Samu Mediaset. Ti faccio fuori in una mossa. Sono così controcorrente che prendo la scossa. Adesso non sapendo come chiudere sta rima, fare il nome di una cosa di cui me ne intendo. Mai banale da darti fune e non darti corda. Da ordinare un MacBook al McDonald's. Da fare una serenata ad una sorda. Da caricare il sasso e lanciare la fionda. Più lunatico di mi dogma, lo dico dopo come Lance. Trovo meglio di Luis, calmo. Ora collego tutto quanto. Guarda che bicipite, chiamatemi Armstrong. Benvenuti su un pianeta che è la fiera del banale. La gente copia tutto, perciò tutto è tutto uguale. Frasi, stati e sai quante cazzate meno avremmo se scrivere non fosse gratis. È una specie che non è specie perché fa poco di speciale. Poco di speciale. È una specie che mi fa specie perché non riesce ad essere mai banale. Benvenuti su un pianeta che è la fiera del banale. La gente copia tutto, perciò tutto è tutto uguale. Frasi, stati e sai quante cazzate meno avremmo se scrivere non fosse gratis. È una specie che non è specie perché fa poco di speciale. Poco di speciale. È una specie che mi fa specie perché non riesce ad essere mai banale. A mio avviso sta canzone è così figa che potrei provare a continuare senza chiudere una rima mai banale. Da essere vegano a febbraio per festeggiare carne non vale. Soffro di ipocondria da quando so cosa significa. Grazie Scalambro, adesso pagami una cura. Se scrivo parodie l'ascoltatore gode perché sfoggio uno stile parodisiaco e porco demanio. Per quante idee mi vengono ho fatto un attacco, ho visto che non ho cervello ma un iperuranio. E sono mai banale, mai banale, mai banale. Ma per la gente sono pazzo, 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 pazzo. E non mangio mai banane, mai banane, mai banane. Perché essendo etero non mi piace il Io sono mai banale, mai banale, mai banale. Ma per la gente sono pazzo, 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 pazzo. E non mangio mai banane, mai banane, mai banane. Perché essendo etero non mi piace il Io sono mai banale, mai banale, mai banale. Ma per la gente sono pazzo, 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 pazzo. E non mangio mai banane, mai banane, mai banane. Perché essendo etero non mi piace il potassio. Potassio. Grazie. Ciao Vincenzo, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Come va? Tutto bene, grazie. Senti, tu in questo ultimo brano ci hai dato una dimostrazione di cosa intendi per non essere banale, no? Quindi c'è la consapevolezza che la banalità esiste e che quindi è un ostacolo da aggirare o da scavalcare. Già è un fatto, secondo me, molto significativo questo. Nella vita tua di un rimatore, uno che fa il flow, che anche se ha una visione aperta del rap e dell'hip hop, ero curioso di sapere quanto la maniacalità della rima e proprio del riuscire a coniare qualcosa che ti soddisfi condiziona le tue giornate. Se lo fa, ecco. Sì, allora in primis volevo dire che
Ma il banale è comunque una parodia, io non mi sento al di fuori di quella banalità perché sarebbe presuntuoso dirlo, sono gli altri a dovermelo dire. Quello è per evidenziare comunque il fatto che la banalità esiste, soprattutto, e che esista nell'arte secondo me non rappresenta, non dà giustizia al nome arte, per questo. Per quanto riguarda invece la domanda di quanto mi occupa durante la giornata il fatto di pensare a limare, questo molto, molto, perché è un impegno psicologico che qualunque cosa leggi, qualunque cosa fai, pensi, io ho scritto, là ci vuole una rima, quindi ti occupa tanto. Poi a me piace anche coniare nuovi termini, adesso con Petaloso c'è stato questo boom. A me piace molto, ma lo faccio per gioco, non l'ho mai mandato all'Accademia della Crusca. Comunque, mi piace proprio quello, cercare termini nuovi, rime che magari non ho sentito fino adesso, anche se poi magari esistono e ho una cultura limitata su quello. Grazie. C'è un'altra domanda da parte di Stefano Bonacura. Vincenzo, tu penso ancora studi a Milano, giusto? Sì, in questo momento mi ero trasferito qualche mese appunto per creare insieme al pianista Alessio Nelli, sono stato dalle sue parti per portare avanti questo progetto, abbiamo fatto 30 provini piano e voce che aspettano di essere prodotti, ecco. Comunque diciamo, hai frequentato per motivi di studio Certo. Milano, hai aperto un concerto di Clementino, Napoli per un verso. Altre sono le piazze dove c'è una scena rap abbastanza vasta e forte e ormai anche popolare, di successo, come Milano. Secondo te, oggi, che cos'è che riesce a caratterizzare un prodotto rap italiano di successo? La ricerca sulla musica, il testo che colpisce, diciamo, da un lato il sociale, che in parte è stato abbandonato dalla canzone d'autore, per cui sono molto di più i rapper che intervengono sulla questione sociale. Oggi cosa? Secondo me è comunque come una torta, c'è sempre la percentuale. Ultimamente però fa molto appunto la melodia dei ritornelli, perché comunque il rap eredita un pubblico che non era ancora pronto secondo me a quel genere, perché comunque non è un genere che in Italia abbiamo accolto fin da subito, ci siamo appassionati, quindi secondo me è stata una cosa graduale. All'inizio c'era magari un rap più underground, più attento alla tematica sociale, ai testi, però non è riuscito ad emergere, è proprio come, diciamo, la melodia nel rap è come il cavallo di Troia per entrare nelle persone, nell'ascoltatore medio, ecco. Quindi magari c'è una parte di pubblico appassionato del rap vero e proprio che ascolta ancora pezzi dove il testo predomina sulla melodia, altri invece, soprattutto fatto da adolescenti, in cui la melodia è molto più importante del testo. Questo rispecchia poi i rapper che magari vendono di più o che sono più amati dal pubblico, ecco. E sulla tua pelle, vivendola come artista che cerca di fare questo e sta facendo questo, quanto è difficile penetrare ed arrivare al pubblico in un mercato che si è riempito di rap negli ultimi tempi? È un mercato ormai che è quasi saturo, quindi non è facile. La cosa che mi contraddistingue è che nonostante sia uscita solo da poco tempo comunque il pop rap, nel senso appunto la melodia nei ritornelli, io fin da quando ho iniziato a scrivere, parliamo di 6 anni fa, avevo già l'idea di portare la melodia nei ritornelli, perché io sono cresciuto ascoltando il pop, ascoltando il cantautorato italiano. Non ero cresciuto con un background troppo rap e quindi proprio per quello ho pensato fin da subito alle melodie. Le melodie sto notando che appunto sono un ottimo ingrediente per far sì che il pubblico mastichi poi un qualcosa che all'interno anche del sociale o anche delle informazioni, un qualcosa che, come nella prima canzone, ho pensato che un ritornello orecchiabile con un testo, diciamo, abbastanza semplice, perché poi ci sono bambini di 4 anni che l'hanno ascoltato e lo ricantano. Pensare che lo ricantano e magari io lo studio che ho fatto sulle strofe è perché volevo mandare un messaggio importante, quello dell'amore nella storia, della storia nell'amore. E mi dà l'opportunità appunto di arrivare a
a una vastità di pubblico che non avrai avuto se non avessi avuto quella melodia così orecchiabile, diciamo, nel ritornello. Quindi è importante. Grazie. Grazie a lei. Sono altre domande? Siamo pronti. Grazie Vincenzo. Ok, grazie mille. Grazie. Allora, nel frattempo il palco si era popolato e tuttora è popolato di una sorta di comunità, e io direi che merita un vero applauso Saul Eisenberg, che sta facendo un lavoro eccezionale nei cambi palco insieme a Riccardo Rocchetti, fonico di sala. Grazie. Allora, credo che siamo pronti, sì o no? Non ancora. Approfitto io per ricordarvi che nel foyer, oltre ai CD e alle prenotazioni per il concerto dei 16 finalisti del 9 aprile al Teatro Persiani di Recanati, è possibile prenotarsi anche per le serate conclusive del Festival 2016 all'Arena Sferisterio di Macerata, in diretta su Radio 1, RAI, il 23, 24 e 25 di giugno prossimi. Lo vediamo già in scena, per cui diamo il benvenuto a Simone Cicconi. Grazie. Allora, la prima canzone è una storia che mi è successa proprio ieri sera. Ieri sera sono uscito con la donna più bella del mondo. 2 occhi blu, era alta più di me, ma questo non ci vuole tanto. Buttava giù sambuca come acqua fresca e tuttavia mi ha infilato un braccio dentro l'anima e me l'ha strappata via. E via. E mentre ritornavo alle 6 del mattino, rischiando di schiantarmi come un vero cretino, sentivo quelle voci che non riesci a ignorare, che dicono che in qualche modo devi cambiare e mettere la testa a posto senza fiatare, che a una certa età ci si dovrebbe limitare. Pensa al tuo futuro, che ne sarà di te quando quegli occhi blu non guarderanno più te, che sei così conciato e anche un po' sfigato e non ti daranno mai un posto fisso nello Stato. Tu arrivi a fine mese per scommessa a passo di leopardo. Fidati di me, non è per te quello sguardo. Ma la cosa più bella è stata stare a parlare di musica che nessun altro riesce ad ascoltare, di ciò che ti interessa solo perché è nuovo, che mi piaceresti anche se tu fossi un uomo, ma con quegli occhi blu sei un'arma micidiale, dura come te la dovrebbero vietare, mina le certezze di quelli come me che stanno tanto bene senza sapere
adesso come faccio ora che ti conosco? Non riuscirò mai più a far finta di essere lo stesso. Mi sei piombata nella vita come un temporale estivo. Era una vita in questa vita che non mi sentivo vivo. Allora lo sai che ti dico, vaffanculo, non cambierò me stesso, sarò duro e puro. Padre di questo padre in più era male, però almeno un po' lasciatemi sognare. Ti parlerò comunque perché sei interessante. Se non è destino me ne vado al ristorante, oppure faccio un giro nell'Europa dell'Est, quando quegli occhi blu non guarderanno più a me. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho l'onore di presentare per la prossima canzone la South Sea Klezmer Band. Un grande applauso a questi ragazzi, con cui ho l'onore di condividere il palco questa sera. Allora, io sono un emigrante e quindi ho fatto una canzone sull'emigrazione, sul viaggio, perché spesso per fare questo mestiere della musica bisogna andare altrove, ma anche perseguire le proprie inclinazioni in generale. E allora io mi sono sentito un po' come il sommo poeta recanatese a cui non vorrei paragonarmi. E ho scritto questa canzone che si intitola Canto notturno di un lavoratore errante dell'Europa unita, e questo sono io. Qua non si campa, si fa la fame, non paga più neanche il furto di rame. Tra strette di mano e 1000 promesse ti chiedi come sopravvivere alle tasse. Così si arriva a una proposta con cui si comprano la tua vita un po' scomposta. Tua madre dice vai e non tornare, mentre si piange le sue lacrime più amare. E quindi armiamoci e partite, vedrai che starai meglio lì. Va tutto bene ma così non si può continuare. E si lavora e si fatica per le solite due cose nella vita, di cui la prima abbonda, la seconda manca. Basta osservare un poco per capire che le ragazze con il capello biondo, le tette grandi e il culo rotondo, quegli occhi chiari non te li danno, perché l'extracomunitario qua sei tu. E quindi armiamoci e partite, vedrai che starai meglio lì. Va tutto bene ma così non si può continuare. Mettici l'anima poi scrivi, ma qui nessuno sta a sentire. Va tutto bene ma così non ce la posso fare. No! Dimmelo tu, luna nel cielo, col tuo silenzio sopra questo cuore nero, perché se corri via da te stesso puoi anelare al massimo al secondo posto. Mia nonna la seconda guerra ha perso, per cui da profuga dovette andare via, e il mio destino non è così diverso, profugo della guerra dell'economia. E quindi armiamoci e partite, vedrai che starai meglio lì. Va tutto bene ma così non si può continuare. Mettici l'anima poi scrivi,
va tutto bene ma così non ce la posso fare, io devo ritornare. Grazie. Grazie, un ringraziamento particolare alla South Sea Klezmer Band, il maestro Tonino Monachesi al flauto, Silvia Minnozzi, Fazzini al violino, Marzio Moriconi al clarinetto e il 18enne che compie 18 anni qui sul palco con me questa sera, Diego Minnozzi, scusate. Grazie. È bellissimo suonare coi giovani, bellissimo. Allora, la prossima canzone invece è una canzone con cui noi chiudiamo sempre i nostri concerti e la dedichiamo a tutte le persone un po' arrabbiate. C'è qualcuno arrabbiato per qualcosa questa sera? No, siamo tutti tranquilli. Allora, mi fa molto piacere che voi siate tutti tranquilli, però io ogni tanto mi arrabbio. Allora, ho scritto questa canzone che si intitola per l'appunto Simone sei incazzato. Io ti ringrazio per avermi mentito, per avermi deluso e ingannato, e ti ringrazio per avermi tradito perché da quel giorno io sono rinato, e ti ringrazio perché mi hai suggerito quello che tu credevi fosse il mio meglio, ed ora mi auguro che rendano presto illegale quando un amico vuole darti un consiglio. Io ti ringrazio per avermi convinto che diventare vegani è più giusto, però il tuo cane mangia solo cadaveri e tu non ti fai problemi a darglieli in pasto, e ti ringrazio per avermi invidiato solo perché cantavo sotto a una luce ed ero solo e diseredato, mentre tu avevi una bella casa, una famiglia felice. Sì, io ti ringrazio, sì, ti ringrazio qui. Io ti ringrazio così. Simone sei incazzato, è così vero, forse non lo è mai stato. Alzato a palla il volume dell'amplificatore, urla tutte le ore. Sei incazzato, sei incazzato, sei incazzato. Simone sei incazzato, è così chiaro, forse non ho mai parlato. Lui ti faceva parlare, erano gli anni 60, adesso lui te le canta. Sempre stato buono, adesso sei incazzato Simone. Sei incazzato Simone. Io ti ringrazio per avermi rubato tutte le tasse che negli anni ho pagato, perché ho votato un altro dittatore che di nuovo ha solamente il colore. E ti ringrazio perché ti usi parole estesi per vendere più oggetti a un popolo che scrive che con la K ignora come si usano le H. Io ti ringrazio perché quella volta mi hai fatto notare con un certo sarcasmo che mi ero ingrassato, e così da quel giorno sono andato a correre e sono dimagrito. Io ti ringrazio perché nel tuo locale mi hai servito un vino bianco scadente, invece io ti avevo chiesto un cocktail martini, e nonostante ciò quel postaccio è sempre pieno di gente, è sempre pieno di gente, io ti ringrazio così. Simone sei incazzato, e quando tardi non andrebbe provocato, è stato sempre mansueto, ha fatto tanta gavetta, adesso vuole una fetta della torta, sei incazzato Simone sei incazzato, e non è
analogo fra tutte le parti, ora però non sto niente, è sempre stato buono, adesso sei incazzato! Sei incazzato Simone! Sei! È impazzito Simone! Quando credevi che io fossi un diverso, però mi sembra che stiate diventando un po' tutti come me. E allora da adesso si cambia verso! Sì! Si cambia verso! Simone sei incazzato, forse perché di troppe cose sei indignato. Pare che siamo esauriti, non gli sta bene niente, è diventato impotente. Ecco perché si è incazzato così tanto. Simone sei incazzato, lui vuole solo essere ascoltato. Su tutto, ha schierato di brutto. Sempre stato buono e adesso sei incazzato Simone! Grazie! Marco Guadagnoli alla chitarra, Alessandro Rossi al basso, Andrea Rabuini alla batteria, Riccardo Pietroni alle tastiere. Grazie mille, grazie Musicultura, grazie. Siete tanti, eh? Stiamo riscaldando, eh? Ciao. Ciao Simone. Sì, ciao. Chi è? Sono qui. Ho letto dalla tua biografia che hai avuto modo di girare in diversi posti in Europa, la Francia, la Spagna, fino ad arrivare a vivere in Gran Bretagna. Ti volevo chiedere, a proposito di questo, le differenze che hai riscontrato, diciamo, tra il fare musica in Italia e all'estero, secondo te, quali sono? Ma io... si sente? Differenze. La differenza è più che altro un approccio lavorativo. Io ho avuto la fortuna di fare il compositore ormai da 15 anni e faccio le colonne sonore, quindi diciamo all'estero è più una questione di organizzazione, ma non è che c'è una differenza. Fondamentalmente i riferimenti culturali che hai per fare musica sono gli stessi, viviamo in un mondo alla fin fine globale. Quindi diciamo che io all'estero mi sono confrontato un po' meno con l'aspetto live, però ecco, la cosa che posso dire è che comunque all'estero c'è un'industria capace di valorizzare determinate cose. In Inghilterra, dove sto io, tu vedi i gruppi dei ragazzini del liceo, i sedicenni, che hanno un sound estremamente maturo, magari scrivono cose molto semplici, molto innocenti, però comunque arrivano sul palco che già sanno quello che vogliono dire e come dirlo. E in più c'è un'industria dietro a tutto ciò, cosa che in Italia ancora non so se ancora non c'è o non ci sarà mai, non lo so. Però comunque diciamo l'approccio è diverso. Noi abbiamo una cultura del mangiare magari bellissima, ottima, abbiamo una cultura del vestire. Loro mangiano le schifezze, però sentono delle cose che suonano bene fin dagli anni dell'adolescenza. Insomma, questa è la differenza fondamentale. Simone, sono qui. Ti ringrazio per questa esibizione.
Grazie a voi per essere qui davanti a me. C'ero anche l'altra volta, ho visto, naturalmente ho apprezzato anche quello che di nuovo ci hai presentato. E nel tuo percorso tu stesso riconosci di avere prodotto musica di tanti generi, che vanno dal rock al pop, hai scritto musica per altri, hai fatto tante attività legate a questo, però una cosa che colpisce è che non ti sei legato particolarmente ad un genere. Questo è un segnale del fatto che stai cercando ancora, o il fatto che secondo te il profilo di musicista più adatto al nostro tempo è quello che è capace di volare in campi diversi e raccogliere magari frutti diversi da... Questa è una domanda bellissima, perché mi permette di non dare una risposta. Questo è il mio destino. È bellissimo, nel senso che io ti vorrei rispondere in tutti e due i modi, nel senso che è bello fare una ricerca e cercare una propria identità, ma è anche bello definirsi in determinati contesti. Io ho fatto un disco che è completamente rock, però per carità bellissimo, è stato un punto fermo della mia produzione, un diario, tanto un disco è un diario, tu metti un punto in quello che eri in quel momento. Però se io dovessi pensare a fare un altro disco di quel genere lì, parlando delle stesse cose, mi dico, ma che sto facendo? Cioè, perché devo continuare a dire le stesse cose? Io voglio andare avanti. E quindi ho messo un po' della mia esperienza che ho fatto come compositore di colonne sonore in un pezzo come Il canto notturno, in cui c'è tutto, c'è il rock, c'è la musica elettronica, c'è la musica klezmer, perché poi anche la forma della musica klezmer è una colonna sonora, diciamo, del viaggio, perché comunque la musica degli ebrei è la musica che ha sempre definito un popolo sempre in viaggio. E siccome io in questo momento mi sento in viaggio, mi piace risponderti che sì, sto cercando un po' la mia dimensione, però in questo momento l'ho trovata, è questa. Domani sarà diversa magari. Ti ringrazio anche per la tua schiettezza, grazie molte Simone. Prego, figurati. Ciao Simone, grazie. Era un ciao definitivo. Ah, ok. Ciao Simone. Ha avuto la fortuna di avere per padre un poeta, ha avuto la sensibilità di riconoscere questa poesia e l'umiltà e la bravura di piantare questa pianta nel suo giardino di uomo ed artista. Paolo Iannacci.
Grazie, molto gentili. Vedete, ho trovato che a volte per descrivere un racconto, una storia e una città, a volte ci vuole un grande poeta. In questo caso il grande poeta si chiama Paolo Conte. Lo so, che questo non è cipria, è sorriso, e sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. Riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia, pioggia e Francia. Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce. Quali parole? Luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente. Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più un telefono più una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, 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 Francia. Dai da da dai, da 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 dai, dai da dai. Grazie. Adesso mi piacerebbe farvi sentire un brano che ha caratterizzato parte della mia vita, perché l'ho sentito nascere, ho sentito evolversi, ma fa un po' ridere ogni volta pensare a quando per la prima volta l'ho offerto a un pubblico.
È un brano del mio papà, è un brano del 1980 che però alla fine degli anni 90 più o meno, io lo costrinsi a farlo, perché lui diceva: guarda che questo brano qua non va bene, il pubblico non lo vuole sentire. Ma come non lo vuole sentire più? Diceva, è uno dei tuoi brani più belli, c'è tutto, c'è la tua poetica, il tuo modo magari di vedere le cose, l'energia. Ma che energia? Ma come energia? Ma fidati di me, dobbiamo farlo, te lo preparo io. Guarda che non va bene. Fidati, insomma, gli ho rotto le scatole per 6 mesi durante un tour. Al settimo mese ho detto: va bene, dai, facciamolo, però ti faccio provare, vedrai. Cosa vedrò? Allora io cerco di montare un piccolo capolavorino, insomma, eravamo in 3, mi ricordo, un gruppo, insomma, ristretto. E lui lo fa, bello, bellissimo. Io ho cercato di dare il massimo, come mi ricordo stavo suonando le tastiere, perché per dare un po' di enfasi in più, no? Finisce il brano e il risultato è questo, tranne i fotografi. Allora, ora, quella sera lì è andata così. Io però ve lo faccio sentire, penso che sia uno dei brani più belli che ha scritto il papà, si chiama Musical e ve lo dedico con tutto il cuore. Grazie. Davanti al bar di un locale cinese che io, con una voglia di pasta col pane che riempie, magari un bidet, tu che non ti sei cambiato nemmeno quando han convinto a sposarsi i Morini, quel tuo maglione sudato color blu marine. Dici va bene, d'accordo su tutto, ma la cravatta dov'è? Mentre sorseggi una bevanda alcolica io, ed una voglia così di crepare magari soltanto col gas. Tu che non parli nemmeno, se putta caso domani ci chiudono tutta la fabbrica, mi guardi come si guarda un parente, mi dici: questo è il momento del musical. E già perché noi due, proprio noi due verremo giù da quella scala mobile, perché ci butteremo giù noi due, proprio noi due, come se fosse un musical, e poi qualcuno applaudirà, clip clap, e poi qualcuno sputerà, chip chap, come si fa nei musical, e tutto il mondo esploderà. No, per noi due no, per via del musical. Illuminismo e pastiglie a mattina a digiuno che io, mentre una vita rincorre, ma a stento una sisal, che io. Sarebbe bello che la canzonetta dicesse assente per male incurabile. Invece sei lì che mi guardi, ma poco, mi
guardi come si guarda un cugino, mi guardi come si guarda un fantino, da allora non saluti neanche più il tornio. Mi è putta a caso ho corretto il caffè, mentre prosegue penoso il romanzo di fabbrica, io con qui davanti, ma si fa per dire sto pirla di roba metallica che scivola, e invece io putta a caso che sono uno che si incazza subito, cioè al volo, perché se è vero che roba di anni di amore, per niente di roba metallica. E allora uno di noi due un bel giorno verrà giù da quella scala mobile, perché bisogna che qualcuno prima o poi si metta in testa il musical e poi qualcuno applaudirà, clip clap, e poi qualcuno sputerà, chip chap, come si fa nei musical, e tutto il mondo esploderà, anche la fabbrica lo so, no per noi due, per via del musical, e tutto il mondo applaudirà e tutto il mondo griderà che è meglio il musical. Visto? Ecco. Questa volta è andata meglio. Volevo ringraziare chi mi ha invitato, ma anche chi mi ascolta. Penso che questa sia una manifestazione importante, una manifestazione che dà spazio a una libera espressione, un'espressione artistica che a volte non è così facile riuscire a comunicare, no? Questo è uno spazio protetto, uno spazio comunque bello, dove ci sono un sacco di nuovi talenti con una voglia esagerata di fare qualcosa di buono, oppure di strano, oppure di interessante, oppure di comunque voglia di comunicare, uno stato d'animo, un disagio, oppure un momento di solidarietà. E quindi grazie a chi continua e persevera nel mantenere alto il nome della cultura italiana. Grazie. Questo è un brano invece, torno un po' indietro nel tempo, del 1965, che mi sono riappropriato quando lo vedevo cantare a mio padre durante i concerti via tutti, suonava questo brano a piano e voce, e c'era qualcosa di strano sempre chissà cosa pensavo, cioè io più o meno immaginavo, ma c'era un mondo un mondo e una vita che passava in questi 3 minuti, 4 minuti di canzone. È un brano non suo, si chiama Com'è difficile, l'ha scritto Luigi Tenco. Com'è difficile bambina mia, com'è difficile
bene con questa voglia che ho di andare per il mondo, con questa voglia che ho di andare via. Com'è difficile bambina mia, com'è difficile volerti bene, volerti con tutti i miei sogni in un bicchiere d'acqua. Io che non ho mai visto, che non ho mai visto il mare, com'è difficile bambina mia, com'è difficile volerti bene, volerti tutto il bene che ti voglio io. Io che non so più vivere senza di te. Grazie. Mi hanno buttato dentro. Cosa faccio? Faccio un pezzo, faccio uno shake? Faccio un pezzo al piano? No, faccio un pezzo... Aspetta, faccio un brano... Allora, vi racconto una storia. Le canzonette sono così, sono storielle, sono storie più o meno importanti. A volte diventano cose importanti, ma di solito sono storie, piccole storie che raccontano a volte di strani personaggi, come questi due fratelli gemelli. Uno era odioso e si chiamava Armando. Aspetta, non è che è iniziato. Yatta tira tira tira, yatta tira tira, ce l'ho. Era quasi verso sera,
se ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, e commissario sta allarmando, era proprio il mio gemello, però io ci volevo bene come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. No, ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, c'ho l'alibi. A quell'ora sono quasi sempre via. Ma che alibi è? Era quasi verso sera, se ero dietro stavo andando, e che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. E commissario sta allarmando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove è asciutto. Ma che dice che l'han trovato senza scarpe, denudato, già sbarbato? No, ma che dice che l'han trovato con un coltello, con la lama di 6 dita nel costato? Ma va? Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, c'ho l'alibi. A quell'ora sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, se ero dietro stavo andando, che si è aperta come i Bee Gees la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. Riemergiamo da questo bellissimo momento e ringraziamo di nuovo Paolo Iannacci, che ci ha fatto sentire tutta la palpabilità di un'anima. E siamo alla fine della serata e quindi è il momento delle 2 premiazioni. Un certain regard per la miglior performance, che viene aggiudicato da noi del tavolo d'ascolto di Musicultura, e per annunciarci il vincitore e per la consegna del premio ho il piacere di salutare e di invitare sul palco una persona che ci segue
da vicino, non solo quindi in maniera istituzionale, ma con molta curiosità e partecipazione, è il rettore dell'Università di Camerino, Flavio Corradini. Bene. Buonasera, buonasera a tutti. A me un compito molto importante stasera. Microfono un po' più vicino. Consegnare un premio molto molto importante, dicevo. Enzo, sono io di fatto a ringraziare te, a ringraziare Piero, a ringraziare Musicultura tutta per queste bellissime serate di cultura italiana, come Paolo Iannacci ha poc'anzi ricordato. Abbiamo iniziato un po' di anni fa, tante sono state le collaborazioni, mi piace ricordare l'impegno per la votazione online tramite Facebook e l'impegno nel ricordare come la scienza e la musica sono arti molto molto vicine, quindi continueremo a stare con voi, non stancatevi mai di farci godere di queste bellissime serate di musica meravigliosa. Naturalmente c'è un vincitore stasera, ma la competizione è ampia, abbiamo ascoltato dei bravissimi cantautori, davvero auguro a nome di tutti, a nome della Commissione, una bellissima carriera ricca di tantissime soddisfazioni. Stasera però vince un premio Uncertain Regard, Flavio Secchi. Grazie. Grazie mille. Grazie. Le foto sono state fatte, le foto di rito? Direi di sì. Quindi grazie a Flavio Secchi e grazie a Flavio Corradini, i due Flavi. Buona serata. E adesso sta a voi votare la proposta che più vi è piaciuta questa sera. Vi ricordo che potete usufruire del dispositivo di voto che è lì presso le vostre poltrone. È sufficiente attivarlo. Per farlo basta premere uno qualsiasi dei tasti. Si accenderà un numero, una lettera, una luce, questo è il segnale che è pronto per la votazione, ma aspettate per votare di vedere gli abbinamenti tra i codici e gli artisti che si sono esibiti. Quindi cominciamo con Giulia Catuogno, numero 1, numero 2 Flavio Secchi, numero 3 Giulia Olivari, aspettate a votare perché poi daremo il via. Numero 4 Evol, numero 5 Simone Cicconi. Adesso comparirà il contatore, 3, 2, 1, via, 30 secondi per votare. Beh, dai beep sembra una gara accesa. Siamo a 15 secondi. 10. 2, 1. Eccoci qua. Dovremmo tra poco vedere direttamente. Vince Giulia Catuogno con il 29%. Richiamata brutalmente. Allora, Giulia Catuogno sarà omaggiata con il meglio dei prodotti del territorio offerto dalle aziende della Copagri e ho il piacere di invitare sul palco per la premiazione Andrea Passacantando, presidente della Copagri di Macerata, e mai un cognome è stato più appropriato per questa premiazione. Saluto e ringrazio Andrea Passacantando. E naturalmente invito sul palco anche Giulia Catuogno.
Congratulazioni. Di nuovo congratulazioni, grazie a Giulia, grazie ad Andrea Passacantando, buonanotte a tutti, appuntamento a domani per chi vuole alle 21. Ciao.